Cosa vuol dire essere precari oggi? Dentro la parola precari ci sta un mondo variegato e molto diverso, no? Sia per situazioni, come dire, personali, sia come situazioni contrattuali. Allora, è precario chi lavora nella pubblica amministrazione con il tempo determinato. È precario chi lavora, per esempio, negli ospedali con la partita IVA monocommittente, è precario il contratto a progetto, è precario il contratto di somministrazione al lavoro. Adesso c'è la crisi e vuol dire che tanta gente non gli viene rinnovato il contratto o sta a casa. Non c'è un sistema universale di ammortizzatori sociali, c'è tutta una serie di persone che sono escluse, assolutamente escluse, tipo i collaboratori. Riusciamo a dare una quantificazione di quante sono queste persone? Cioè, In Veneto sì. 350.000 persone, che non sono poche. Meno giovani? Allora, c'è, come dire, una leggenda metropolitana, no, che dice che i contratti a progetto, per esempio, sono, come dire, la fascia più grande di collaboratori sta nel mondo giovanile. Non è così, non è assolutamente così, ma questo trend noi lo stiamo denunciando già come organizzazione, come NIDI il CGL, lo stiamo denunciando, no, a suon di statistiche, di studi commissionati ormai da 3-4 anni, e riguarda soprattutto le donne. Le donne hanno già, come dire, nel panorama italiano anche dell'occupazione stabile c'è un problema di genere, perché le donne, malgrado abbiano una scolarità più alta, di solito sono sottopagate. Sono sottopagate, e questa cosa si riflette anche poi in quello che è il lavoro a progetto. Ok, cioè io ho di quelle situazioni in cui ho persone che lavorano con 300 euro al mese. C'è un'altra cosa da specificare per quanto riguarda i contratti a progetto, che sono attinenti al lavoro autonomo, e perciò la responsabilità è personale. Allora lei si immagini un'infermiera, per esempio, che lavora con un contratto a progetto, nel momento in cui succede qualcosa, cosa va incontro? Se uno si ammala, non ha la malattia garantita se non un minimo, e questo grazie a noi, ma è sempre una briciola, non ha, di indennità erogata dall'INPS, non ci sono ferie, non c'è trattamento di fine rapporto, non c'è liquidazione, non c'è diritto allo sciopero, per esempio. Come si è arrivati a questo? Come si è arrivati a questo? Bella domanda. Io credo che ci sia come dire, una componente nella cultura italiana che dice fatta la legge, fatto l'inganno. Prima questione. Dietro a questa c'è una mancata assunzione di responsabilità sociale delle imprese, e le imprese che volgono il loro sguardo soprattutto al profitto individuale, e perciò non c'è più, come dire, una condivisione sociale. Questo però poi alla fine si ritorce contro tutti, perché quando c'è la crisi la gente non ha, come dire, i soldi, perché non ha la retribuzione, no? O la retribuzione è troppo bassa per comprare, crolla miseramente tutto, ok?